Buongiorno e buon lunedì dalla redazione della Prealpina per le consuete anticipazioni di quello che è stato un weekend ricco di emozioni per il calcio dilettantistico lombardo. Come sempre potete acquistare il nostro inserto legato al giornale sia in edicola che sul web direttamente dal nostro sito www.prealpina.it. In Serie D è stato un weekend del tutto negativo per le nostre formazioni, tant'è che l'unica squadra a non aver perso, il Città di Varese, non può certo esultare per un pareggio in casa contro l'Asti. Anche perché, se ancora c'era qualche speranza di ricucire sul Bra, i biancorossi non hanno saputo approfittare del clamoroso pareggio interno della capolista contro l'ultima in classifica Chieri. Nel servizio di oggi, corredato dalle immagini di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz, troverete il racconto di una partita che si era messa bene per il Varese, con un bel pallonetto di ginocchio da parte di Marchisone che pareva aver spianato la strada ai biancorossi. Ma poi una leggerezza difensiva è costata il pareggio astigiano e da lì la partita è diventata via via sempre più confusa, con gli ospiti abili a spezzettare il gioco, evitando rischi dalle parti della propria area. Il Varese ci ha provato, ma senza lucidità, e all'ultimo c'è stata anche la beffa di un gol annullato per fuorigioco dopo una strepitosa rovesciata di Banfi. Nel girone B è andata pure peggio. Cade la Varesina sul campo della Folgore Caratese, infilzata da 2 gol all'inizio e alla fine del secondo tempo, e attualmente fuori dai play-off. E peggio ancora vanno le cose per la castellanzese e l'Arconatese, che avevano la chance di 2 scontri diretti contro Magenta e Ciriverghe. 3 gol sul groppone per entrambi, e classifica sempre più drammatica. In eccellenza invece erano in programma 3 anticipi cruciali per la lotta alla promozione in Serie D, ma non è cambiato praticamente niente dopo le partite di sabato, visto che la Sobbiatese ha piegato la Vergiatese, ma sia Rodense che Pavia non hanno perso colpi, così come la Caronnese ieri. E proprio ieri invece il focus era soprattutto sulla zona salvezza e la curiosità maggiore era per il ritorno di Ulisse Razza sulla panchina dell'Ispra, che ha portato decisamente bene, visto che i varesini hanno battuto la quotata Ardor Lazzate rilanciandosi in chiave salvezza. Sempre più sul Legnano, che vince 3-1 a Seveso contro la base, allontanando la zona pericolo. Protagonista il portiere Quintiero, che ha parato anche un calcio di rigore. Non sono mancate le emozioni anche in tutte le altre categorie, che troverete con i consueti approfondimenti e sempre più novità e immagini dai vari campi, compreso il bilancio della settimana del calcio a 5.